Coronavirus, ci sono quelli che hanno capito e stanno a casa e ci sono quelli che invece purtroppo vanno in giro. Evidentemente non per tutti è chiaro che trasgredire alle limitazioni imposte dal governo e sposate dalla Regione Veneto non è una furbata, ma è una mascalzonata, perché significa esporre se stessi e gli altri al pericolo del contagio, col rischio per qualcuno di morire. Bene dunque la raffica di controlli delle forze dell'ordine che danno la dimensione di quanto i vicentini siano un popolo responsabile. La maggior parte lo è, ma purtroppo c'è una minoranza che se ne infischia e allora giustamente viene stangata dalle sanzioni. Ve lo abbiamo già detto e ve lo ripetiamo, la Polizia Locale di Vicenza sta verificando persone, veicoli e negozi. Nel fine settimana sono stati sanzionati 41 cittadini, alcuni a piedi, altri in bicicletta. 7 sono stati multati perché, pensate un po', sorpresi mentre erano intenti a mangiare e a bere assembrati in un'area condominiale. Altri 2 sono stati fermati mentre andavano a cena da amici. La domenica invece le sanzioni da 400 euro hanno colpito soprattutto cittadini che passeggiavano in centro storico senza giustificato motivo. Insomma, è necessario ripassare la lezione per qualcuno che non la vuole ancora capire. State a casa. È una questione di rispetto, di civiltà, di cultura, di legge, di buon senso. C'è ancora qualcuno che esce senza giustificato motivo? Beh, in tal caso domani conteremo le nuove sanzioni.